Neanche il tempo di prendere fiato, dopo la tonificante vittoria conseguita dall'Acre Casse con il Pro Ragusa, che proprio domani, mercoledì 1 ottobre, a partire dalle ore 15:30, si scende in campo per onorare la Coppa Italia con i cugini dell'Aragona. Si tratta della gara di ritorno che la compagine dei tempi si è agevolmente aggiudicata con il risultato di 1-5 grazie alla tripletta dell'argentino Ted Lopez di Cipolla e Noto, mentre sul calcio di rigore ha accorciato le distanze Battimini. Qualificazione in tasca per i ragazzi di Sebi Catania che guardano con attenzione alla seconda giornata, fuori casa sul campo siracusano delle città di Canicatini Bagni. Ritornando al match di questo mercoledì con l'Aragona, è probabile che possano essere impiegate le seconde linee della rosa biancazzurra. Questo per consentire ai titolari di rifiatare, specie dopo la gran battaglia di domenica scorsa. Di questa gara si conosce già la terna arbitrale. Si tratta di Flaminia Di Gregorio, di Agrigento, con assistenti Fabrizio Narcisi di Agrigento e Antonio Lalomia di Enna. È iniziato invece il campionato di prima categoria Girone B, che vede ai nastri di partenza diverse compagini agrigentine. Proprio alla prima giornata la fatalità ha voluto che si affrontassero Cianciana ed Empedoclina, una gara che ha visto confrontarsi due compagini molto forti. Alla fine un gol di testa dell'ex Granata Bamba regala i primi 3 punti stagionali ai padroni di casa di Raimondo Salemi, ma attenzione all'Empedoclina di Mariano Cordaro che era riuscita a dare gran filo da torcere ai cugini ciancianesi. Da sottolineare un clamoroso palo colpito dalla compagine marinara. Bella affermazione esterna invece dell'Alessandra della Rocca che si impone fuori casa con il Prizzi. Le reti portano la firma di Ferrara ed Agnello. Il prossimo turno l'Empedoclina torna in casa per affrontare il Città di Castellana, l'Alessandria della Rocca ospita la Colomba Bianca, mentre il Cianciana si reca a Collesano. È partito anche il campionato di seconda categoria, sempre del Girone B, con 4 agrigentine al via. Una prima giornata al chiaroscuro che ha visto vincere il Bovo Marina e Montallegro per 4-1 ai danni del Città di Giuliana. Le reti montallegrese portano la firma di Piruzza, Geragi e una doppietta dell'ex empedoclino Ernesto Lopresti. Il Favara Calcio frena in casa 2-2 con il Saraceno San Giovanni Bosco. Le reti favarese portano entrambe la firma di Zambuto, sconfitto di misura a Caccamo invece dal locale atletico il Rive Platani per 1-0. Siamo qui con Bamba, creatore del gol di oggi, dell'1-0. Bamba, che partita è stata oggi? Allora, innanzitutto buonasera, buon pomeriggio a tutti. La partita è stata bella partita, combattuta. Era anzi pure diverso per me perché io sono un ex dell'Empedoclina e io la sentivo diversamente dagli altri. I compagni ci siamo aiutati tanto. Grazie a Dio la vittoria l'abbiamo ottenuta, i primi 3 punti della stagione, soprattutto in casa, fa sempre bene iniziare in quel modo in campionato. Come hai realizzato l'azione del gol? Allora, l'azione del gol fu su un calcio d'angolo, su un assist di Giovanni Ferlisi che lo saluto, anzi meno male che dopo 2 anni mi ha fatto il primo assist su un calcio d'angolo, lo cercavo da 2 anni.